Buona giornata, ben trovati, eccoci all'appuntamento con la nostra web tv www.venetoglob.com. L'appuntamento è quello dedicato al mondo sportivo con lo spazio appunto con la dicitura sport. E allora sport anche sul canale del digitale terrestre, che è il numero 813 per il momento per la provincia di Belluno, in attesa di allargarci e di raggiungere tutto il Veneto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. È tutto per quanto riguarda la nostra presentazione e allora andiamo a parlare di queste notizie dello sport di oggi. Si parte dalla Formula 1 con la Ferrari che in questo periodo, qui vediamo il nuovo pilota Leclerc che arriverà, che in questo periodo, vi dicevo, ha collezionato soltanto confusione e sbagli per una crisi aperta inevitabilmente dopo la morte di Sergio Marchionne. Errori di strategia, poca chiarezza sugli ordini di squadra, mentre dopo Spa, dopo Francorchamps, la Mercedes ha reagito invece alla grande. La pallavolo maschile adesso con la certezza del primo posto nel girone raggiunta grazie alla sconfitta della Slovenia da parte dell'Argentina di Julio Velasco. Azzurri certi quindi del primo posto e con una vittoria per gli azzurri ci sarebbe anche la certezza della Final Six. Ultima partita questa sera contro la Slovenia alle ore 21:15. E sempre per il volley, questa volta femminile, attesa mondiale per l'Italia di Mazzanti che ha confermato le sue 14 atlete, ha confermato le 3 atlete dell'Imoco, Danesi, Silla e De Gennaro e adesso a proposito di Imoco vi ricordo che l'Olanda non ha confermato De Cruyff che potrebbe arrivare in Italia, arrivare a Treviso alla sua squadra nelle prossime giornate, vedremo quando la società comunicherà l'arrivo appunto di Robin De Cruyff, detta The Queen, che riprenderà la sua preparazione atletica. E a proposito di Imoco, si è giocato sabato pomeriggio contro le giapponesi, un bel test, 3-1 finale per le giapponesi, ma poco importa il risultato, come ha sostenuto, come ha detto lo stesso Santarelli e anche Aja Volos, che sentiremo domani. Andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista con Santarelli che vi confermo e vi dico è già in modalità campionato. Eccolo. Se il buongiorno si vede dal mattino ci sarà molto spettacolo nelle partite di quest'anno, il pubblico ha già i calli alle mani a forza di spellarsene. Io credo che è il campionato stesso, il livello del campionato che renderà affascinante ogni gara. Se avessi 10 euro da scommettere ovviamente ne scommetterei 9 su di noi e quell'euro non so su chi scommetterlo, perché devo dire che il campionato è veramente di altissimo livello, saranno gare sempre entusiasmanti credo, la squadra è stata costruita ancora più a mia immagine e somiglianza, no? Quello che piace a me è vedere in campo, credo che le giocatrici che sono state prese sono ideali per il nostro sistema di gioco, ancora un pochino più rispetto allo scorso anno. E speriamo ovviamente di stare tutte alla grande, di star bene, perché a quel punto ci sarà da divertirsi. Riaverai De Cruyff, visto che non è stata convocata, arriverà? Sì, Robin arriverà la settimana prossima, farà il lavoro di recupero, perché è giusto che sia così una volta che non è andata in nazionale, a quel punto è il club che si deve interessare a lei e lavorerà per recuperare. Occupa oppure no? No, assolutamente, no. Poi abbiamo uno staff fisioterapico e medico talmente bravo che non ho dubbi che recupereremo lei il prima possibile. Supercoppa già il 10 novembre anziché il 28, un vantaggio o uno svantaggio? Ma è uno svantaggio sia per noi che per Novara, perché ovviamente le giocatrici arriveranno tutte molto tardi, soprattutto credo forse le americane arriveranno tardi, quindi per noi per loro il palleggiatore e la Barsh indubbiamente per quanto ci riguarda un piccolo vantaggio, almeno credo, dato per favorito dagli Stati Uniti, ma ce ne sono tante altre. Comunque la differenza sarà circa di una settimana fra le italiane, credo, o le altre. Io auguro ovviamente alle italiane di arrivare fino alla fine, ma comunque se usciranno al secondo turno o faranno la fase finale la differenza sarà di una settimana, quindi lo svantaggio sarà sia per noi che per Novara. Mi sarebbe piaciuto lavorarci un pochino più a lungo con le ragazze, perché è ovvio che in 10 giorni i miracoli non si possono fare, però fortunatamente gran parte del gruppo conosce molto bene il nostro sistema di gioco e quindi credo per questo aspetto non ci saranno problemi.
Ogni sta bene, sì, sempre impegnata, la vedo in televisione come la vedete voi, qualche volta mi capita di vederla di sfuggita verso Conegliano. Adesso... Il viaggio di nozze. Sì, esatto, quindi adesso la prossima vacanza la faremo fra 10 anni. Grazie. Scherza naturalmente, abbiamo sentito anche l'applauso finale per la squadra, insomma la foto con le giapponesi, ci scherza Santarelli sul suo rapporto con Mochi De Gennaro, certo che si sono visti veramente poco in questa fine estate. Nel basket adesso, nel basket maschile l'Italia passa in Ungheria per 69-63 e ora la Cina è decisamente più vicina. Decisivo è stato questo uomo Datome, o Datome come preferite, con 3 giocate chiave nel finale, un successo che dà grande carica agli azzurri. Adesso siamo al calcio, iniziano le coppe per le squadre italiane. A San Siro tocca all'Inter dopo la batosta subita in campionato contro il Parma, sempre a San Siro. Spalletti e la sua Inter devono rifarsi, hanno modo di farlo questa sera contro il Tottenham alle 18:55 circa, proprio mentre vi stiamo parlando in diretta, mentre alle 21 invece a Belgrado contro la Stella Rossa scenderà in campo il Napoli di Carletto Ancelotti. Domani tocca a Juventus e Roma per chiudere il quadro, perlomeno per le nostre 4 squadre. Parliamo di Serie A perché ieri sera c'è stato il posticipo Spal-Atalanta che ha visto la vittoria dei ferraresi della Spal con la rivincita, chiamiamola così, di Petagna, che firma appunto il 2-0 finale e porta la vittoria alla Spal. Domani si recupera anche la partita della prima giornata rinviata per il crollo del Ponte Morandi di Genova tra Sampdoria e Fiorentina. La quinta giornata della Serie A poi inizierà venerdì 21 con Sassuolo-Empoli. Andiamo in Serie B dove il Cittadella è al comando con 9 punti, dietro il Verona a 7, Padova a 4 dopo la sconfitta con la Salernitana, Venezia a 3, sconfitta in casa dal Benevento. Ieri sera c'è stato il posticipo tra Livorno e Crotone con la vittoria del Crotone per 1-0, anche in questo caso si ricomincia a giocare venerdì 21 con Benevento Salernitana. La Serie C adesso in modalità spezzatino ha visto il Virtus Verona perdere con la Fermana per 2-0, il Vicenza di Rosso, quello che ha unito Vicenza e Bassano del Grappa, pareggiare 0-0 con la Giana, il Sud Tirol ha vinto con il Teramo per 1-0 e oggi vanno in campo il Pordenone, proprio in casa a Pordenone contro il Fano, eppure la Triestina, il Nereo Rocco di Trieste contro il Vis Pesaro. Scendiamo in Serie D che finalmente ha preso il via a livello nazionale e anche per quanto riguarda il nostro Montebelluna. È un Montebelluna che però ha perduto nettamente, anche piuttosto nettamente, 4-1, anche se oggi la stampa dice non meritavamo quei 4 gol, non c'è la differenza. Il San Donà, andiamo sulle altre squadre, il San Donà ha perso 1-0 con Levico, il Feltre ha vinto 2-1 con l'Arzichiampo, il Campo d'Arsego ha espugnato il campo del Virtus Bolzano per 2-0, il Ciarlins Muzzane ha battuto 3-2, il Belluno ha pareggiato il Tamai 1-1 con il Delta Rovigo. Chions San Giorgen è stata rinviata invece a domani pomeriggio alle ore 16. Andiamo in eccellenza nel girone B, la seconda giornata non ha fatto registrare grandissime sorprese, grandissimi risultati. La conferma, il colpo forse l'ha fatto l'Istrana, anche se l'Eclisse non lo meritava. L'Istrana ha vinto per 2-1, il Mestre ha espugnato la Liventina, il campo della Liventina per 1-0. Il Treviso si è confermato sul campo di Volpago del Montello con il Real Martellago per 2-1 e proprio a Volpago andiamo dove c'è il presidente Visentin subito dopo la fine partita con i colleghi della stampa. Eccolo. La trasferta, il bel campo, la collina, il buon clima. Intanto era importante, no? Sì, vincere. Dovevamo sbloccare, sì. Dovevamo sbloccare per dare anche un po' di vita alla squadra, un po' di stima, un po' di entusiasmo, sì.
In che modo hai visto è stata conseguita questa vittoria? Forse un po' di sofferenza in più? Beh, insomma, un po' di sofferenza ci sta. Il primo tempo forse eravamo veramente in eccessiva sofferenza perché avevamo il centrocampo che non riusciva in qualche maniera, secondo me, a coadiuvarsi bene con la difesa, però il secondo tempo penso che non abbiamo rischiato niente. Insomma. Potevamo fare anche il terzo gol, è vero anche che loro potevano passare in vantaggio. Insomma, è stata una bella partita. I primi 20 minuti scoppiettanti. Sì, no? da entrambe le parti credo. Adesso in settimana la parola passa anche al giudice per una questione che bisognerà anche vedere, insomma, come si dirimerà. Non lo so, attualmente noi non abbiamo ancora ricevuto niente, non c'è stato notificato niente. Per sentito dire sembrerebbe che abbiano presentato, vabbè, in qualche maniera vedremo cosa succederà e ci difenderemo nelle sedi opportune, se servirà. Poi più avanti ancora questa annosa questione dello stadio. Ma penso che in settimana si dovrebbe chiudere tutto, spero. Non è il 20? Sì, esatto. Quindi tra 4 giorni dovrebbe essere chiuso, dopodiché dopo il 20 ci sarà un unico responsabile e non potrà esserci più il rimbalzo di responsabilità che c'è stato da qua a un anno. Col Calvinoale si gioca al tennis. Se le autorizzazioni arrivano, sì, mi auguro di sì, mi auguro che ci sia anche dalle autorità e delle istituzioni una certa sensibilità ad agevolarci e poterci rilasciare le documentazioni necessarie. C'è da fare un bel lavoro però lì, sì, certo. Di pulizia. Certo, ma sono gli iter burocratici che mi spaventano, non tanto fare i lavori. Senti Press, adesso riandrei sul mercato visto che purtroppo Cáceres e Garcia non fanno più parte della rosa per ennesimi problemi burocratici. Beh, sul mercato ci siamo già andati perché abbiamo preso Capogrosso e Saitta, adesso studieremo insieme al nostro direttore sportivo quale potrà essere la soluzione o eventuali soluzioni migliorative per dar più sostanza e corpo alla squadra. Bene, questo è il presidente Visentin del Treviso. Come sapete, insomma, la questione Tenni è quella che tiene più con il cuore sospeso ancora la situazione trevigiana. Passiamo al basket, rimaniamo a Treviso. TVB con il secondo posto al torneo di Caorle incomincia a svolgere gli allenamenti a Sant'Antonino questa settimana, mentre nel fine settimana, sabato e domenica, torneo di Monfalcone e sarà l'ultimo test prima della Supercoppa di Bologna. Da una pallacanestro all'altra, dalla Serie A2 alla Serie B, la Rucker Sanve domenica mattina è stata presentata alla stampa e ai tifosi in centro a Conegliano nell'ambito dell'Expo Auto e Moto presso lo stand espositivo della Gidauto di Conegliano. Sentiamo Daniele Sarlo della Gidauto che nell'occasione ha consegnato il van che accompagnerà nelle trasferte e non solo la squadra e naturalmente ci parla anche di questo premio, di questo award che il Sarlo Group ha istituito. Eccolo. Tutto pronto, partiamo, sicuramente una squadra che ha bisogno di sostegno perché è una squadra nuova, noi vogliamo partecipare attivamente nel successo di questa squadra e oggi abbiamo consegnato il loro mezzo ufficiale che è il mezzo che porterà la squadra in tutta Italia per le partite di campionato. Speriamo che sia di buon augurio ovviamente. Sicuramente, è un campionato duro, difficile, insomma tu da ex giocatore qualcosa ci capisci, no? Beh, allora diciamo che è un campionato sicuramente ai vertici, in modo particolare noi partecipiamo al campionato Serie B della Nord Italia, di conseguenza è probabilmente la Serie B più importante d'Italia. Andremo a giocare in luoghi anche lontani perché in Lombardia, Toscana, Piemonte, cioè, diciamo che sicuramente abbiamo davanti a noi abbiamo una strada che può essere un po' in salita. La squadra è nuova, come ha detto anche il coach, però è una squadra che si è già amalgamata, già dai primi giorni. Credo che riusciremo sicuramente a fare una ottima figura anche quest'anno. Sarlo Group, e qui chiudiamo, ha consegnato l'award perché consegnate alle varie associazioni un ricordo, una testimonianza per essere partecipi nel territorio. Sì, consegniamo un award perché noi partecipiamo attivamente a quelle che sono le associazioni e a quelle che sono le attività sportive del territorio legate principalmente a tutto il settore giovanile. Ci crediamo molto ai giovani, crediamo molto nelle squadre che investono sui giovani e crediamo molto che ogni giovane che viene portato nello sport è un giovane che fa un'esperienza importante per la propria vita.
È una gran bella iniziativa questa di cui parlava Daniele Sarlo del Sarlo Group, una gran bella iniziativa questo Premio Awards istituito per le varie associazioni non soltanto sportive in questi anni. Bene, parliamo di Benetton Rugby che è stato sconfitto dagli Scarlets, ma è stata una buona prestazione quella offerta che ha stupito osservatori ed esperti internazionali. Squadra già rientrata a Treviso, ieri abbiamo sentiti i giocatori, domani vi proporremo le nostre interviste. La preparazione è già cominciata per preparare questa seconda trasferta a Swansea contro gli Ospreys. E adesso cambiamo sport, concludiamo con il kickboxing. Inforco gli occhiali perché il comunicato è che da oggi e fino al 23 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo Lido si svolgeranno i campionati del mondo di kickboxing cadetti e juniores dai 10 ai 18 anni. La marca è rappresentata da ben 9 atleti. In totale in gara ci sono oltre 2000 atleti provenienti da 64 nazioni dei 5 continenti. Le foto che avete viste sono tratte proprio dall'inaugurazione che si è svolta stamane a Jesolo Lido. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato allo sport. Noi ci risentiamo domani, solita ora, solite modalità on demand su www.venetoglobe.com. Ci trovate a qualsiasi ora, in qualsiasi tempo, in qualsiasi occasione e anche sul canale 813 del Digitale Terrestre, per il momento solo per la provincia di Belluno, a tra poco per l'intero Veneto. A tutti voi, buona serata.